Quine sere ben chiatazza a Gnovis. Il Friul Vignesia Giulie continua a brusà. Di là dal Chiarse a Valresi e un Fuxi e le schiat sulla Mon Raut, Parzore Andreis, consumando diverse ettars di bosco. La zone erte rintan difficili si interventi di bande des guardis dal FUC e de protezione civile e il Fugaron, in principi di dimensioni limitadis, si è espandut fin a essi difficili di continuare. Sul puesta sono intervenuti due elicotteri e un Canadair, il fum dal FUC è ben visibile dai comuni limitrofs, ma al momento si chiate lontano des abitazioni. E intanto che si va in denanta a combatti con gli flammis e migliore la qualità dall'aria in Friuli, Vignesi e Giulie. I soiars sono stati a lungo parzore il limite, l'ha displeato il vicepresidente Riccardo Riccardi, ma comò a son di gnuf di sotto dal livello di precauzione. Tanto che i sindics che avevano sottoscritto ordinances palus de mascarutis li stanno in questi soris gli avanti. La situazione, per ciò che riguarda i fugs, è stabile, al conclude Riccardi, e ho confidin in derivate deploy in tessoris prossimis. Sul Chiars, il fug è circoscritte sotto controllo, ma resta sierada la strada dal Valon. In Valresi si va in davanti a combatti quintri il fug, che il suo fronte è anche mo attivo. Sulla nostra regione sono da ora arriva precipitazioni che possono essere aiutate in tal distudamento ai fugs, ma vioduti il gran chial ci si spiete anche aer fuart, ploie intense, grandinadis, perché la protezione civile ha ramificato une alerte meteo di color zal su tutta la regione, taccan des 21 di queste sere e fino a queste ore di domani. Domani di fatto si può essere in verificare temporali con aer fuarti, in particolare di mattina e al dopo di misdì, con tante ploie a livello locale. Di là de emergenze fugs resta sempre alte l'attenzione per ciò che riguarda il SEC, che è da ora a metti comò in pericolo la provvisione di acque potabili domestiche, dopo aver di fatto limitato un'evore l'irrigazioni. A Premarias, so dal Puin Roman, in tune desmetis plui bramadis, pal turisi in balnear fluviale in regione, non è più aghe. Il Nadison, dopo cividata, le ha pleni in secchie, con anche la conseguente morie dai pes. Dome in altri dos occasioni, in tai ultins cent'anys, ovin assistut a algo di simile. Alla commentato il sindic Michele De Sabata. La uniche robe che podin augurarsi è che arrivi la ploie. Un uomo di 73 anni di Tumiec alle muart lungo il troi tra plans di montas e plans di là, intanto che lui passava con la sua mountain bike. L'uomo aliere da ur alla iu lungo il troi e alle colate, condut che aveva le protezioni di sicurezza, la chiadude non gli ha lasciato redenzi. I compagni hanno chiamato i soccorsi, intervenuti da orman con l'elicottero, ma c'è pode fa altri che constata il decesso. E un uomo di 35 anni, Furlan, è stato soccorruto queste mattine dopo une brutte colade succedute di lungo di un'attività di canyoning caliere da ora fa di lungo dal foran dal Riul Neri in Val di Ledro in Trentin. L'uomo residente a Pulfar è precipitato affrontando un sal di cret di un'altezza di più o mancul di metris, riportando feriti a schene e traumis dorsai. Quanche sono arrivati tecnici dal soccorso alpin, è stata recuperata e li trasportata all'ospedale di Trento. Al partirà a novembre e si concluderà in 6 mesi il cantier per dragament dal Flum Quar e al tece di Puar di Noiar, che porterà a plene operatività il Puar Portale. L'investimento regionale l'anticipa che il privato per costruzione di un new polo industriale risulta dalla quardi tra la Danieli di Buri e la Ucraina Metinvest, l'assessore regionale Fabio Scocimarro, alla annunziare la nomina di un commissario che si interesserà dal completamento del cantier, l'amiral Aurelio Calgiore.
Squasit chiappati il SIS al Superenalotto a San Vit sul Tiliment. In tal concorso dai 23 di lui all'estat centrato un CIN dal valore di quasi 27.000 euro. La Zuiade vincitore è stata registrata a edicole tabacs di Vie Maggiore. La imburide al SIS e va in devant col jackpot di più di 243 milioni di euro, record in te storie dal ZUC, in pali in te estrazioni prossime. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga presenterà a Pordenone Legge ai 13 di settembre la sua autobiografia. Si intitola Une storie semplici, alla dit Fedriga display anche alle un libro incentrato sulla sua storia familiare, sulla sua militanza in teleghe, sul periodo di pandemie passati di presidente di Regione. Non vogliessi alc che l'insegne cemut che si vive, cemut che si fa politiche, continua Fedriga, ma une conte che passa in rassegna gli Heinz fino a esperienze dal Covid e profili personali. Si è concluduti a chiasarsi il 40° quinti incontri dai corregionali tal Forest organizzati de e fasce e primi in presince dopo la pandemia. In tal Friuli occidentale sono arrivati ospiti e partecipanti di 40 paesi in tal mondo. E gli è stata una risposta commovente de bande di Duc alla commentat Gino Gregoris, presidente e fasce. Al sarà di lavorare per il futuro, ma ripartendo di questi incontri con tanti progetti pal domani. E gli è stata avviata ufficialmente la campagna abbonamenti per prime storiche stagioni di Adoi per web gesteco di Cividat. Obiettivo, passaquote 1000 abbonati per ricreare in tal pala gesteco la marea zale decisive per promozione dall'anno passato. Non vari mai la quintri prove, ma a sono i tifosi che non sanno sburtati in Adoi, alla commentato il presidente Davide Micalic. Volin doppia la quote abbonati dall'anno passato. E per usgnot alle duzzi torniamo a di domani sera. Buone serate, mandi.